Ottimo lavoro, Baldé prova a verticalizzare, Genovese deve girarsi, lo fa senza andare ma con la palla, lanciando per Coco. Chisari passa, buona giocata del 7, Chisari all'indietro per Genovese, stop, non calcia, poi sì Genovese. Villar, movimento lì davanti, cross buono, Fittaioli stoppa, poi rovesciata. E con questa palla lo Ionica, Gyorcikowski. Ancora sguardo in avanti per Dos Santos, buono lo stop, Dos Santos! Bellissimo gol dello Ionica, improvvisamente lancio in avanti di Gyorcikowski, movimento splendido di Dos Santos che stoppa e quasi di punta in maniera dolcissima, supera Pandolfo, 1-0 per lo Ionica. Poi la cieca in avanti, di testa è riuscito a mettere giù Paparelli, non a servire Gyorcikowski, siamo già all'altro lato, Genovese! Un lampo nel numero 10 di Mancino, ha calciato appena l'ha vista scendere, palla fuori non di molto. Tizian sterza, Gyorcikowski può calciare, fa partire la conclusione, lancio per Genovese, può arrivarci il numero 10, Genovese passa, tranciato e qui c'è il cartellino inevitabilmente rosso per Savoca e allora cambia la partita, sliding door del match grazie al solito Genovese che si è mosso bene, lancio in avanti, scappato a Savoca che non protesta neanche. Villar, cercare Caputa, posizione regolare stavolta, Caputa sbatte sul portiere, ancora Caputa, resta lì il pallone, Cipriano! Altissimo. Apertura ottima di Poppolo, anzi Puleo per Caputa! Grandissima parata di Quartarone, non è finita, la palla resta buona per Giovanni Caputa che qui ha avuto la chance enorme per pareggiare. De Luca. Stai attento perché in porta non c'è nessuno. Allora Dos Santos passa, attenzione perché la porta è vuota. Dos Santos tutto solo. Dos Santos la chiude in contropiede lo Ionica con la doppietta di Dos Santos, troppo facile. Pandolfo era salito alla ricerca del gol alla Brignoli, ma chiude i conti il calciatore brasiliano. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Famulari, finisce anche la partita. Ringrazio McGinn per la regia, un saluto da Fausto Signorelli.